record per la nostra emittente Antenna 3. Anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel. Media Nord-Est, il primo network a livello nazionale. Nuova clamorosa protesta dei multati dell'autovelox di Cadoneghe, corteo di autolumaca lungo la strada del Santo per bloccare il traffico e attirare l'attenzione sul loro caso. Rapina in pieno centro a Vicenza, titolare di una storica pasticceria della città, picchiato da 2 stranieri all'interno del suo locale. Per i cittadini è emergenza. Venezia, parla la guardia giurata che ha soccorso per prima il turista coltellato in piazza San Marco. Ho visto quell'uomo coperto di sangue, racconta ai nostri microfoni. Furto in pieno giorno in un'officina di Treviso, a scappare con la cassa un finto cliente. Non posso dimenticare il suo viso e la sua voce, racconta un'impiegata, indagano i carabinieri. Dopo le nuove norme sui migranti varate dallo scorso Consiglio dei Ministri, il segretario veneto leghista Alberto Stefani parla del possibile CPR in Veneto e commenta anche Pontida. Giornata speciale a San Polo di Piave nel Trevigiano, nonna Giuseppina De Stefani ha spento 108 candeline circondata dall'affetto dei suoi familiari. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15, cellulare alla guida fino a 2.500 euro di multa. Giusto? Se sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Sullo sfondo la stretta, il codice della strada varata dal governo è ora in discussione al Parlamento. Ma parliamo di noi, perché c'è un nuovo record per la nostra emittente di cui dobbiamo parlarvi. Antenna 3 infatti anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia, lo stesso anche per il network Media Nord-Est. Buongiorno. La nostra informazione non è andata in vacanza e anzi in quest'estate 2023 ha raggiunto nuovi record a livello nazionale, un primato assoluto per il panorama televisivo del Nord-Est. Anche ad agosto infatti il gruppo Media Nord-Est si conferma il primo grande network regionale d'Italia per ascolto medio certificato Auditel. Antenna 3 ancora una volta la prima emittente regionale più vista nel paese. Risultati conquistati giorno dopo giorno, l'attualità, la cronaca, la politica, gli approfondimenti e i collegamenti da tutto il territorio, un flusso continuo di notizie sempre verificate, autorevoli e credibili. Il Veneto con le sue 1000 sfaccettature e i suoi tanti protagonisti in costante primo piano. Nel mese di agosto Antenna 3 ha addirittura aumentato il suo ascolto medio, passando dai circa 8.700 telespettatori di luglio a quasi 9.300, 400.000 i contatti giornalieri anche nelle settimane contrassegnate da vacanze ed esodi. Abbiamo fatto compagnia a chi in ferie non è andato, ma anche a chi era sotto l'ombrellone, con migliaia di visualizzazioni sia in streaming che sui canali social, la dimostrazione di un legame profondissimo tra noi e voi. I dati parlano chiaro, soprattutto se confrontati alle principali emittenti regionali italiane. Ecco i numeri. Antenna 3 totalizza per la precisione 399.721 contatti giornalieri, 9.270 l'ascolto medio. La storica Tele Lombardia, per esempio, che insiste su una regione con il doppio della popolazione rispetto al Veneto, 10 milioni di abitanti contro 5, porta a casa 361.089 contatti quotidiani con un ascolto medio di 4.968, la metà della sola Antenna 3. Telenorba, la principale emittente del Sud Italia, raggiunge in Puglia 392.390 contatti nell'arco della giornata, 7.549 l'ascolto medio. Videolina, da sempre punto di riferimento in Sardegna, totalizza 369.450 contatti con ascolto medio a 8.499. I numeri esplodono se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est. Con Antenna 3 ci sono Rete Veneta e Telenord-Est, network che conta su un ascolto medio pari a 17.523 telespettatori nelle 24 ore, con i picchi del mezzogiorno e della sera, quando la concorrenza non è mai stata con le altre emittenti regionali e locali, ma con le principali reti nazionali, Rai e Mediaset. 52.841 l'ascolto medio del gruppo nella fascia serale dell'informazione dalle 18 alle 20:30, e qui davvero ogni paragone diventerebbe impietoso.
Sant'Angelo. Numeri, solo numeri però ostinati, che confermano un rapporto solido, un patto che si rinnova ogni giorno. Raccontare il territorio è un impegno e un onore, la vostra fiducia mai scontata, il nostro obiettivo. Il nostro racconto, il racconto del territorio, parte da Cadoneghe, dove per noi si trova Chiara Gaiani con Federico Cibotto, perché ci deve raccontare della protesta clamorosa dei multati dell'autovelox. Ormai lo conoscete tutti, l'autovelox delle polemiche. Buonasera Chiara. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori. Il sit car, le auto a passo d'uomo sui 40-45 orari, è sfilato a partire dalle 18 con noi Ambra Dalanna, che abbiamo una dei multati che abbiamo iniziato a conoscere, multati che hanno rispettato però rigidamente tutte le prescrizioni che sono state date dai carabinieri che vedete alle nostre spalle. Infatti in questo momento la strada del Santo è libera, no? Ne stanno arrivando alcuni. Come siete proceduti? Allora, dalle 18 noi stiamo procedendo sotto i 50 all'ora, come le regole della strada prevedono e come i due autovelox prevedono. E ovviamente adesso è facile andare ai 50 perché sono segnalati, tutti sanno della loro esistenza, prima era impossibile. Comunque noi non vogliamo disturbare nessuno, non vogliamo bloccare il traffico, stiamo semplicemente rispettando le regole. Infatti le auto stanno uscendo a 2, a 3, anche gli scooter esibiscono le multe sui parabrezza. Tra l'altro diciamo che il tempo ormai davvero stringe. Siete pronti con i ricorsi? Siete pronti a inondare il giudice di pace di Padova con tutti i vostri ricorsi, migliaia di ricorsi? Esatto, perché abbiamo aspettato, abbiamo atteso notizie dal sindaco, abbiamo sperato nell'annullamento. Purtroppo il 30 di settembre scadono i termini per la maggior parte di noi, per tutta la prima ondata di multe, quindi entro il 30 di settembre tutti noi procederemo con il ricorso. Ecco, allora noi ringraziamo Ambra, vediamo se riusciamo a farvi vedere qualche altro gruppo di auto che sfilano. Ovviamente il racconto di questo lungo pomeriggio in tutte le edizioni dei nostri telegiornali di domani. Cristian, ringrazio Federico Cibotto e da Cadoneghe restituisco la linea allo studio. Grazie, davvero grazie infinite per questo tuo racconto, Chiara Gaiani con Federico Cibotto da Cadoneghe dunque, e dal padovano al vicentino per una rapina in pieno centro a Vicenza. Il titolare di una storica pasticceria della città è stato picchiato violentemente da due stranieri all'interno del suo locale. La cronaca di Carlo Enghilleri. Notte violenta, la criminalità è sempre più arrogante. Quando il sole non è ancora sorto sul cielo sopra Vicenza, in un centro storico un commerciante alza la saracinesca. Sono le 4 del mattino, la città è vuota, silenziosa, ma lui sente dei rumori, provengono dal suo locale, non fa in tempo a capire cosa stia succedendo che viene sorpreso alle spalle. Mi hanno mobilizzato le braccia e uno dei due ha cominciato a prendermi a pugni e a calci. Due stranieri lo aggrediscono violentemente. Oggi è lui stesso, Sergio Soraru, titolare di una nota pasticceria di Vicenza, a rivivere quei drammatici momenti. Ho degli ematomi e dopo mi hanno preso a morsi. Volevano a tutti i costi il marsupio che avevo con me, con il portafoglio, effetti personali, solite cose, il cellulare. Ho posto resistenza perché volevo cercare di salvare almeno il cellulare, che a loro comunque non serve, e recuperare le chiavi di casa, che sono importantissime, i soldi e pazienza. Sei riuscito? Ho recuperato solo le chiavi di casa, e il cellulare lo hanno voluto a tutti i costi, mi ha detto vuoi morire? E gli ho detto di no. Quando quell'altro mi mordeva, mi ha minacciato di staccarmi un occhio, vuoi morire? No. E allora gli ho lasciato prendere. I banditi si sono poi dileguati. Oggi Sergio Soraru ha fatto denuncia in questura. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza per identificare i rapinatori, ma quello che percepiscono i cittadini è un calo drastico della sicurezza. Una volta uno ci pensava prima di fare un'aggressione, doveva avere un grande motivo. Adesso per un borsello, per una collanina ti aggrediscono, ti buttano per terra, ti prendono a calci. L'intero centro di Vicenza ormai è da considerarsi un luogo pericoloso da girare a sera, cioè, e anche di giorno.
L'allarme criminalità oggi è un tema sicuramente nazionale. Anche le città di provincia come Vicenza sono cambiate. Le forze dell'ordine sono presenti, pattugliano le strade, le piazze, i parchi, ma i cittadini chiedono la certezza della pena e la questione diventa anche politica. Bisogna assolutamente che l'amministrazione si prenda anch'essa in carico insieme alle forze dell'ordine, quali Polizia di Stato, Carabinieri e anche la municipale, di tenere sotto controllo il territorio con presidi fissi e, se non fossero disponibili forze dell'ordine, di implementare con magari qualche agenzia privata in modo da tenere sempre e comunque sotto controllo il territorio, perché non se ne può più. Chi va a lavorare la sera di notte o chi esce alla notte dai lavori notturni è veramente rischioso. Con la nostra Francesca Bozza adesso andiamo a Treviso per raccontarvi di un furto in pieno giorno, oggi pomeriggio, in un'officina proprio del capoluogo. Il modo di vestire che aveva e la voce che mi rimbomba nelle orecchie come se l'avessi qui di fianco. Dipendenti e titolari dell'officina FASBA a 2 passi dallo stadio Tenni e dal comando della polizia locale non hanno dubbi su chi possa essere il responsabile del furto subito intorno alle 14 alla riapertura dopo la pausa pranzo. Quell'uomo di bell'aspetto, distinto, ben vestito infatti nelle scorse settimane era già passato qui in più occasioni. Era passata per prendere appuntamento, per fare un intervento al veicolo. Poi è passata in un secondo momento con, pensiamo, la scusa di aver perso gli occhiali da sole. È arrivato oggi con, possiamo dire, la scusa del pneumatico rotto, e alle domande che noi cercavamo di dare una risposta, ci dava già lui la risposta. E questo ci ha un po' insospettito, però poi abbiamo chiuso per la pausa. Dopo essersi presentato in officina all'orario di chiusura intorno alle 12, l'uomo ritorna alla riapertura pochi minuti dopo le 14. Uno dei meccanici gli chiede di aspettare il tempo di indossare la tuta da lavoro. Questa persona con una scusa gli ha detto: vado a prendere una cosa in macchina. Lui è uscita e non è più rientrata. Il mio collega si è un attimo insospettito, è andato a vedere all'interno dell'ufficio e si è accorto che aveva portato via la cassa. Questione di pochi minuti? Assolutamente, penso neanche un minuto. A sparire l'incasso delle giornate di ieri e di stamane, migliaia di euro, anche se la cifra esatta non è stata ancora quantificata, denaro che sarebbe servito a pagare i fornitori. Per chi lavora qui si tratta di un colpo studiato nei dettagli. È una cosa premeditata, anche perché i contatti che ha lasciato non sono più reperibili. Dopo 50 anni di attività è il primo furto di questa portata per l'officina di via Siora Adriana del Vescovo. Il problema è che c'è il sudore dei miei colleghi, soprattutto perché sono loro che mettono mano sui veicoli, dei titolari che sono 40 anni che mandano avanti un'azienda e che danno lavoro a delle famiglie. Queste cose ti portano a vedere le persone che entrano con un altro occhio. Il titolare come sta? Molto molto provato. Entrambi sono proprio avviliti e amareggiati perché non possono stare sereni neppure a casa loro. Quello che in un primo momento è risultato un incidente mortale potrebbe invece essere un omicidio. A perdere la vita domenica mattina sulla 13 nel territorio di Bologna una 47enne albanese residente a Eraclea. Illeso il conducente 34enne suo connazionale. Gli agenti della Polstrada avrebbero notato delle ferite all'addome del 47enne non riconducibili allo schianto, che potrebbero essere state inferte con un cacciavite. Il 34enne, con piccoli precedenti come la vittima, è stato arrestato per omicidio anche se non ha risposto agli inquirenti. Si ipotizza una lite all'interno dell'auto dove il 34enne, dopo aver sferrato i colpi mortali, potrebbe aver perso il controllo tamponando un altro mezzo e finendo fuori strada, ma le indagini per l'appunto sono in corso. Adesso l'intervista di Ilaria Marchiori alla Guardia Giurata, che domenica notte ha soccorso un turista americano che era stato accoltellato, così a Venezia.
Un altro accoltellamento a Venezia. È accaduto nel sestiere di San Marco nella notte tra domenica e lunedì. Vittima un turista americano sulla trentina d'anni, alto circa 1,85 m, che è stato soccorso da Pierpaolo Zaggia, guardia giurata di un istituto di vigilanza privata, durante il suo percorso di pattuglia notturna a piedi nei pressi del Ponte dell'Ovo tra il Teatro Goldoni e Campo San Salvador. Era in evidente stato di confusione ed era macchiato di sangue. Quando mi ha incrociato mi ha chiesto se ero della polizia e io ho spiegato che sono una guardia giurata della security. Quindi ha invertito il senso di marcia e, anticipandomi, si è diretto verso Campo San Bartolomeo. Gli ho chiesto cosa era successo, mi ha detto che era stato aggredito da 3 persone armate di coltello che lo avevano colpito. Allora a questo punto ho prestato maggiore attenzione alle ferite e ho visto che aveva una ferita alla testa, probabilmente alle mani, e una piuttosto evidente al polpaccio, nella parte esterna del polpaccio sinistro. Io l'ho invitato più volte a fermarsi per chiamare pronto soccorso, ma non voleva. Poco dopo però Zaggia l'ha visto accasciarsi a terra dolorante. A questo punto ho chiamato subito il 118, ho spiegato le condizioni per quel che potevo vedere del ragazzo, le condizioni fisiche di salute del ragazzo, e quindi sono partiti subito. Allertata la polizia, che per competenza di settore ha girato la chiamata ai carabinieri, che in quel momento erano impegnati per un'altra emergenza. Gli hanno chiesto dunque di rimanere sul posto. Una volta giunti i sanitari del SUEM, preso in carica il 30enne, Zaggia è tornato al lavoro. Sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Tengo a sottolineare che ogni notte, in qualsiasi condizione meteo di stagione, ci sono parecchie guardie giurate che effettuano delle ronde per la città. Non sostituiamo le forze dell'ordine, non siamo forze dell'ordine, ma collaboriamo con le forze dell'ordine. Dal dopo Pontida alla questione migranti, così Luca Zaia questa mattina a Palazzo Balbi ha fatto il punto di diverse questioni. Alla festa della Lega di Pontida, 4 dei 7 assessori regionali veneti presenti sono saliti sul palco assieme a Luca Zaia. 3 sono rimasti sul prato: Roberto Marcato, Federico Canere e Giampaolo Bottacin. Una divisione fisica che in diversi interpretano come specchio di una spaccatura politica, di una contrapposizione di visioni, per cui di fatto in Veneto oramai esistono 2 leghe. Una lettura che però Zaia smentisce. Noi siamo un partito che è ben definito anche dal punto di vista gerarchico. E quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti, funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei 3 assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee di chi c'era sopra? Guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori. Per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, punto e basta. A Pontida Zaia ha parlato di autonomia, eppure proprio la lunghezza di un processo che ci si aspettava molto più rapido e la priorità che viene data dal governo a questa riforma amministrativa ha finito col farlo diventare un tema divisivo. È proprio l'autonomia però che divide, perché una parte della Lega anche in Veneto dice non vorremmo sentir parlare del ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui, allora noi abbiamo un progetto di governo che prevede anche il ponte di Messina. Non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel governo che prevede l'autonomia, che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30%, torni a casa se pretendi di decidere per tutti, ognuno ha i suoi millesimi. Oltre alle vicende interne al partito di maggioranza del governo regionale, come il resto del paese il Veneto si trova ad affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria raddoppiata nei numeri rispetto all'anno scorso. Saranno circa 200.000 arrivi rispetto ai 105.000 dell'anno scorso, almeno 150.000 dei 200.000
sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Il tema dei rimpatri è un tasto dolente. Sono circa 4.000 all'anno, ma solo in Veneto nell'ultimo periodo sono arrivati 9.000 nuovi migranti. Per Zaia è come cercare di svuotare il mare con un secchio. Dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. Tema connesso, quello dei CPR, ne ha parlato oggi a Padova il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Noi abbiamo dato la disponibilità anche dal punto di vista politico per appunto garantire che ci siano dei centri di permanenza per i rimpatri che non sono dei centri di accoglienza. Questa è un'analisi che va sottolineata e che abbiamo fatto proprio perché la principale necessità del nostro movimento politico è garantire delle procedure più rapide per il rimpatrio nel momento in cui non vi è appunto la regolarità dell'ingresso nel nostro Paese. Oltre ai CPR, nella Lega la questione che anima il dibattito in questi giorni è il dopo Pontida, con 3 assessori regionali sul palco insieme a Zaia e altri 3 sul pratone: Federico Caner, Giampaolo Bottaccine e Roberto Marcato. Come i diretti interessati anche l'onorevole Stefani glissa sulla faccenda. Il segnale è quello dato dai 6.000 veneti presenti, dai 50 pullman organizzati dalla segreteria regionale, dalle segreterie provinciali e dalla segreteria di sezione. Pontida è la festa dei militanti, è la festa dei veneti, è la festa di tutti coloro che hanno deciso di abbracciare questo movimento politico e quindi tutto il resto va in secondo o terzo piano. Nella sede regionale del partito, il segretario ha poi lanciato la nuova scuola di politica per formare nuova classe dirigente leghista. Politica che abbiamo proposto durante il periodo congressuale. Questa scuola politica si aprirà alla società civile, si comporrà di 5 grandi eventi che organizzeremo nel corso dei prossimi mesi. A questa affiancheremo un laboratorio per amministratori e per figure che decidono di avvicinarsi per la prima volta alla gestione della cosa pubblica, e oltre a questo apriremo una piattaforma e un centro studi per l'elaborazione dati. È la risposta che dà la Lega invece alla campagna acquisti che sta facendo Forza Italia in Veneto? Sì, premesso che di campagna acquisti si può parlare, ma fino a un certo punto, perché non mi sembra che ci siano orde di persone che stanno passando dalla Lega a Forza Italia. Semmai questa scuola politica che innanzitutto partiva da prima della campagna congressuale, quindi prima di ogni tipo di ragionamento di questo tipo, sicuramente sarà un incubatore per far sì che altre persone, facce nuove, figure che vengono dalla società civile, anche nuovi amministratori o sindaci già in carica, decidano di entrare all'interno di questo movimento politico. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a San Polo. C'è un traguardo davvero straordinario. Oggi è una giornata speciale a San Polo di Piave perché la signora Giuseppina De Stefani ha raggiunto l'eccezionale traguardo di 108 anni, circondata dall'affetto dei suoi familiari e da tutti i residenti del centro anziani Villa Vittoria, nel quale è ospite dal 2019. È un giorno importantissimo. La signora ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, per noi è un grande successo e per tutta la comunità, in qualità di presidente non solo per il compleanno della signora, ma per il benessere di tutti i nostri ospiti per i quali cerchiamo di assicurare assolutamente il meglio. Nata a Vazzola nel 1915 da una famiglia di umili origini, Giuseppina è sempre vissuta a San Polo di Piave con il marito Pietro e i figli Marilena e Carlo, che l'hanno resa prima nonna e poi bisnonna. Ad omaggiarla in questa giornata speciale l'assessora al sociale Marzia Bolzan, che in questa occasione veste anche il ruolo di pronipote, oltre agli auguri del sindaco di San Polo Nicola Fantuzzi. Tutta la comunità di San Polo di Piave festeggia questo incredibile traguardo della signora Giuseppina De Stefani. Davvero tanti auguri di cuore per questi 108 anni, davvero esempio di longevità e di resilienza che
porta nella nostra comunità. Torna a Ring stasera a partire dalle 21:15 con Ferdinando Avarino, ospiti Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, Vanessa Camani, Partito Democratico, Mario Conte, sindaco di Treviso, e ancora un focus sulle baby gang con Mirko Casteller, psicoterapeuta, Luigi Torrisi, avvocato, e la collega Daniela Sizzia. Ring alle 21:15 su Antenna 3. Ed è tutto dal Veneto, vi lascio il meteo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Previsioni del tempo per mercoledì 20 settembre. Sul Veneto iniziali nubi basse, possibili anche in pianura, poi cielo poco nuvoloso al mattino con aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti nel corso della giornata. Dalla serata aumento di probabilità di piogge sulla pianura anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità più consistente con probabilità di qualche rovescio localizzato, in particolare sulle zone montane. Ulteriore peggioramento in serata. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. In Trentino Alto Adige tempo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con elevata probabilità di precipitazioni dal tardo pomeriggio alla serata. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 20 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.